Louisiana, inizi del 1900. Lungo il corso dell'immenso Mississippi, 4 amici si divertono, quando cala la sera, a pescare a bordo della loro canoa. Un giorno trovano $3 all'interno di una latta sepolta nel paludi del bayou e naturalmente decidono di spenderli consultando l'unico luogo dove potranno trovare qualsiasi tipo di oggetto, il rinomato catalogo Walker & Dawn. Subito trovano l'articolo più interessante di tutti, naturalmente una pistola. Ma quando al suo posto arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, non ci pensano 2 volte e partono alla volta di Chicago per restituirlo. Durante questa esilarante avventura, la banda si troverà a fare i conti con grandi città chiassose, amici che in realtà non lo sono, imbroglioni e vari di professione, per alla fine arrivare a capo di uno dei misteri più intriganti d'America, un delitto irrisolto e soprattutto moltissimi soldi. Fin da subito questo libro mi ha appassionato e l'ho divorato in 2 giorni. Oltre all'originalità dell'ambientazione e della storia, mi sono piaciute un sacco le caratteristiche dei personaggi, che rendono la storia indimenticabile. Il coraggio, l'astuzia, la voglia di combattere le ingiustizie e di ribellarsi. Per chi vuole lanciarsi in un'avventura senza confini, questo è il libro perfetto.